Buona giornata, benvenuti, bentrovati. Si chiude un'altra settimana, perlomeno per quanto riguarda il nostro spazio sportivo su www.venetoglobe.com, la nostra e vostra web tv che confeziona, prepara ed allestisce naturalmente gli appuntamenti, le interviste, i reportage e le inchieste per quanto riguarda lo sport regionale e provinciale in particolar modo. Vi ricordo, per gli amanti del digitale terrestre, canale 95, la TV del Nord Italia che si chiama Caffè TV 24, ogni sera 19:40 il nostro spazio sul digitale terrestre, in seconda serata e poi nella primissima parte della mattinata la prima ed unica replica della giornata. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie anche per oggi. Domenica, ecco sì, scusatemi, c'è Bebe Vio che in Corea, e sicuramente questa è la notizia più bella, il mondiale in Corea, Bebe ha vinto per la terza volta la categoria B del fioretto e sembra non accontentarsi perché intende gareggiare e lo fa nella sciabola. Complimenti. Domenica ritorna la Formula 1, si corre su questo splendido circuito di Marina Bay a Singapore in notturna, 15ª gara del mondiale. Domenica in pista anche il MotoGP sul circuito di Alcanis, si corre il Gran Premio di Aragon, 14ª tappa del motomondiale. E domenica da un mondiale all'altro parte anche il mondiale di rugby in Giappone, esordio dell'Italia contro la Namibia ed è una pattuglia di 15 atleti benettoniani della Benetton Treviso che darà manforte e grande spazio naturalmente agli azzurri. La gara si potrà vedere su Mamma Rai alle 7:15 del mattino, domenica. A Bari nel weekend invece Supercoppa di basket maschile, si comincia domani con Cremona Sassari e poi Venezia Brindisi, domenica poi le due finali. Questa invece è la foto che ci fa parlare dell'europeo di volley maschile, l'Italia a Montpellier contro Bulgaria, Grecia, Portogallo, Romania e Francia, è terminato il quadro dedicato agli ottavi, allora azzurri proprio agli ottavi contro la Turchia e poi forse martedì rivincita con i francesi, tutto legato al fatto appunto se ci sarà vittoria o meno. Il calcio ha segnato dopo la Champions l'Europa League per quanto riguarda le nostre squadre. La Lazio ha perduto in Romania contro il Cluj per 2-1, un po' a sorpresa dopo aver dominato nel primo tempo, mentre stellare e molto bella la partita della Roma con uno Zaniolo in piena forma, eccolo qui dopo un paio d'assist e un gol personale, insomma bene lui, bene Dzeko per questa Roma che ha vinto 4-0 contro questa terza squadra della Turchia. Oggi la quarta giornata anche per quanto concerne la Serie A, con Cagliari-Genoa, domani invece Udinese-Brescia, Juventus-Verona e il derby in serata tra Milan e Inter. C'è la sfida tra Giampaolo e Conte che, dicono le statistiche, non hanno mai perso il derby per quanto riguarda i loro derby quando ne hanno giocati. Quindi staremo a vedere chi dei due perderà, dovrà rompere questa tradizione, oppure il pareggio. In Serie B le Venete questa sera tocca al Venezia che va a Frosinone-Venezia, quindi poi ci sarà, sempre per quanto riguarda le nostre, Cittadella che va ad Empoli, il Pordenone viaggia a Livorno ed il Chievo invece, unica in casa, affronta il Pisa. La Serie B femminile di calcio invece per la Permac Vittorio Veneto porta le ragazze di Bortoluzzi a Roma a giocare domenica. Serie C, il prossimo turno prevede Arzignano Sud Tirol, Gubbio Lanerossi Vicenza, Virtus Verona Triestina e Padova Carpi per conglobare e dire ancora una volta che la fuga del Padova è una cosa seria.
Il campionato di riferimento, il campionato che seguiremo maggiormente per quanto riguarda la nostra redazione, www.venetoglobe.com per l'appunto, è quello di Eccellenza. E allora l'Eccellenza è andata in campo l'altra sera al pari di promozione prima e seconda categoria con la Coppa. L'Eclisse Careni Pievigina ha pareggiato 2-2 con il Vittorio Falmec, era sotto di 2-0, Dell'Andrea si è svegliato nel secondo tempo e ha trascinato i suoi al pareggio, dando il punticino che ha permesso all'Eclisse di Della Bella di passare il turno. Ci sono rimasti un po' male quelli del Vittorio Veneto, anche perché c'è stato veramente questo primo tempo molto bello degli uomini di Paolo Zoppas, che è ai nostri microfoni. Beh, intanto complimenti perché è un bellissimo primo tempo, loro la palla non l'hanno mai vista. Sì, siamo rammaricati perché siamo andati sopra 2-0 fuori casa, abbiamo creato tantissimo e stavamo discutendo adesso e purtroppo ancora nei momenti di difficoltà tendiamo un po' a disunirci perché dopo aver preso il primo gol abbiamo perso campo, però ci sono stati tantissimi aspetti positivi e volevamo passare il turno e purtroppo siamo usciti, però ci portiamo a casa comunque degli aspetti positivi. Sì, nel secondo tempo forse, magari sbaglio io, ma un po' da gigioneggiare, così un po' magari già convinti di averla portata a casa per qualcuno. Sì, probabilmente abbiamo peccato un po' di presunzione, ma ho detto ai ragazzi deve essere una lezione importante per il proseguo. Poi c'è da dire che loro quando hanno inserito gli uomini che pesavano poi si sono sentiti e anche fisicamente. Sì, sicuramente sì, però quello che noi dobbiamo lavorare su quello che è il nostro atteggiamento chiaramente e ripeto, preso il primo gol abbiamo cambiato atteggiamento, questo purtroppo è un limite che ancora abbiamo ma sul quale dobbiamo lavorare. Paolo, mi dirai cancelliamo la Coppa, si guarda il campionato. Beh, si guarda il campionato, domenica abbiamo un bel impegno col Portogruaro, quindi ci prepariamo per domenica. E allora, mentre Paolo Zoppas e il suo Vittorio si prepara per domenica, vi ricordo che in Eccellenza per quanto riguarda appunto la Coppa passano Eclisse e Porto Mansuè, che si affronteranno sempre per la Coppa il prossimo 16 ottobre o a Pieve o a Mansuè a seconda del primo accoppiamento ed abbinamento. Per quanto riguarda il campionato di Eccellenza vi ricordo che c'è uno spostamento di sede che riguarda l'Eclisse, non giocherà a Spinea ma giocherà al D'Agostin di Pieve di Soligo contro lo Spinea. L'Union QDP giocherà in casa invece contro il Porto Mansuè e questa è veramente partitissima. In prima categoria già qualificato il Santa Lucia Susegana che se la vedrà ora con il Pro Venezia. Sentiamo dopo la vittoria con il Sant'Elena per 2-0 il tecnico Moro del Santa Lucia. Turno di Coppa anche a Santa Lucia di Piave, ne parliamo con mister Moro, eravate già qualificati, però è arrivata un'altra vittoria 2-0 ed è decisamente un buon momento. Sì, sicuramente per noi è un momento particolare dove il risultato ci porta sempre entusiasmo, ci fa crescere partita dopo partita. Oggi diciamo che non c'era in palio solo una prestazione, la cosa dove dovevamo cercare di fare nostro era proprio trovare una motivazione quando avevamo già il passaggio del turno in mano e in tasca. Diciamo che questo ha avuto soddisfazione perché quando si trova volontà, determinazione, anche quando non c'è in palio veramente i 3 punti che servono, vuol dire che la strada è quella giusta. Strada è quella giusta, adesso quindi aspettando il prossimo turno c'è il campionato dove avete cominciato altrettanto bene, dove questa squadra è una buona squadra. Sì, allora domenica abbiamo il Cornuda che è una squadra dove arriva da una sconfitta, noi dobbiamo essere concentrati come sempre, in questo momento stiamo bene come organico, siamo quasi in una rosa completa, quindi siamo sicuramente in una partita dove dobbiamo cercare di essere concentrati e fare nostra, però dall'altra parte c'è un avversario che è un po' in difficoltà e quindi sicuramente ci metterà in difficoltà. Avete anche il bomber ritrovato, Niacasso finalmente ritornato al gol, lui potrebbe essere uno che vi dà la svolta. Allora Niacasso, Bacca è un giocatore che sicuramente ci può fare la differenza, ha iniziato con il piglio giusto, l'anno scorso si era un po' abbattuto perché si era perso perché di fronte alla porta qualche volta non andava come voleva, adesso diciamo che lui sfianca gli avversari e i suoi compagni ne approfittano. Mister, in bocca al lupo. Grazie anche a voi.
Bocca al lupo e buon lavoro quindi al Santa Lucia Susegana e a Diego Moro che è il tecnico. Adesso abbandoniamo il calcio per un momento e passiamo alla TVB De Longhi, passiamo al basket. Ieri sera il ricordo di questa persona, di Gilberto Benetton, con tanti applausi al Palaverde, quasi al tutto esaurito per una gara che ha visto tanti ex benettoniani ritornare al Palaverde a giocare contro il Fenerbahce, che appunto è stata una partita vera, molto bella, amichevole, l'ha vinta il Fenerbahce per 71-58, chiaramente insomma il valore del Fenerbahce si è fatto sentire, ma l'importante era ricordare appunto Gilberto Benetton nella sua casa, in quel suo Palaverde. La famiglia poi ha effettuato anche delle premiazioni per ex dirigenti e giocatori presenti. Andiamo a parlare di basket femminile. In Serie A2 femminile il Ponzano, che attende di partire nel prossimo campionato il 28 settembre in casa contro Bolzano, ha raggiunto un bel accordo. Il direttore sportivo Pizzolon, che qui vedete con il vicepresidente Casarin dell'Umana Reyer Venezia, ha concluso l'accordo proprio con la Reyer per il passaggio di giocatrici in canotta biancoverde, quindi una sorta di gemellaggio e di lavoro insieme tra le due realtà, molto importante. In Serie B maschile la Ruker Sambe presenterà le sue squadre domani pomeriggio alle ore 17:30 al Palasport di Saccondi San Vendemiano. Domenica intanto ci sarà anche l'ultimo test a Cesena contro i Tigers per vedere la situazione di allenamenti e di preparazione in vista del campionato. Il campionato di A1 femminile volley invece partirà il 13 ottobre al Palaverde contro il Saugella Monza di Danesi, Scorupa ed Ortolani. Il precampionato vedrà amichevoli con il Montecchio a San Donà di Piave proprio nella giornata di domani. Poi ci saranno Pomì e Bergamo per continuare le preparazioni. Sono arrivate tutte le nazionali, o quasi, mancano solo le americane. Intanto andiamo a sentirci Indre Sorokaite. Un'estate lunga, un'estate densa, tu sei una di quelle che ha giocato di più tra VNL, Olimpico ed Europei, come stai? Sto bene, non vedo l'ora di iniziare, anzi abbiamo già iniziato ieri ufficialmente, io sono arrivata un po' prima, mi sento pronta, mi sento cresciuta dopo quest'estate e ancora di più, anche per quanto riguarda le basi, alcuni fondamentali della pallavolo, insomma ho avuto tempo per lavorarci, poi non c'è niente di meglio come lavorare durante le partite, quindi quest'estate mi è servita ancora di più ad aggiungere una maturità superiore rispetto a quello che avevo prima. Anche l'intesa in campo con quelle che poi saranno le tue compagne qui? Sì, è molto bello, giusto ieri veramente quando abbiamo iniziato a fare un 5 contro 5, un 6 contro 6, così un po' di gioco, era molto bello ritrovare sì, gli automatismi, ma era anche molto facile trovarsi perché veramente basta poco, perché qua il livello tecnico è veramente superlativo, quindi è molto facile ma anche molto divertente perché delle cose non ci sono né cose poco scontate né tutto molto veloce, un ritmo molto, già siamo dopo un allenamento, sembra veramente che giochiamo da tanto tempo insieme, molto bello. Dobbiamo aspettarci grandi cose. Ovvio, è un po' no, l'obiettivo di tutte le stagioni, no? Perché è una società seria, professionale, ha vinto tanto e ovviamente la fame viene mangiando, quindi speriamo bene anche per quest'anno. Ecco, allora riprenderemo magari nei prossimi giorni questo segreto di Indre Sorokaite che ha detto ne parlerò soltanto a fine stagione, vedremo come andrà e staremo ad aspettare. Ultima cosa che volevo ragguagliarvi era quella del Benetton Rugby che questa sera alle 20:15 è nel centro sportivo di Parma per affrontare appunto le zebre nella seconda ed ultima amichevole prima del campionato sabato prossimo contro Leinster alle 18:15 a Monigo. È tutto, vi auguro un buon weekend.